future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother, so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda, te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la do io l'America, questo è il nostro appuntamento qui su Radio Libertà settimanale, direttamente parlando degli Stati Uniti, parlando proprio delle notizie più importanti dell'ultima settimana per iniziare la prossima in maniera smart, come dicono gli americani. Iniziamo con la notizia che sicuramente avete visto tutti durante questa settimana, ovvero le dichiarazioni di Donald Trump per quanto riguarda i leader europei. Donald Trump ha definito i leader europei come leader, come personaggi di potere molto molto deboli, e in questo momento ha dichiarato che è un'Europa che non sta facendo gli interessi dei propri cittadini, ma anzi è un'Europa divisa che non sembra avere una linea guida adatta. Pensano più al politicamente corretto, senza però avere un indirizzo in realtà preciso. In realtà noi europei sappiamo che invece questa Unione Europea ha un indirizzo preciso, ovvero quasi danneggiare i cittadini europei con iniziative di un certo tipo, cercando di aumentare il tasso migratorio ai massimi storici, ma ovviamente anche queste dichiarazioni di Donald Trump sono utili per smascherare quella che è un'Unione Europea più adatta oramai a indirizzare le proprie mire per pochi e non per il popolo. E infatti poi ovviamente sono state dichiarazioni che hanno fatto disperare i leader, addirittura parlando secondo gli europeisti addirittura di un Trump interessato ad avere un'Unione Europea debole e quindi bisogna rimanere uniti, quando in realtà sono proprio gli stessi europeisti che con le loro mire, che con i loro interessi politici dividono sempre di più la popolazione in buoni e cattivi. Ma andando avanti con le notizie, vi sono invece altre, purtroppo molto, ovvero la sparatoria, probabilmente in queste ultime ore nelle notizie, alla Brown University negli Stati Uniti. Purtroppo 2 studenti hanno perso la vita e 9 sembrano feriti. Sembra anche che abbiano arrestato l'attentatore. Si parla di un ragazzo sui circa 20 anni. Vedremo in futuro, soprattutto se è stato un ragazzo che è, tra virgolette, impazzito, oppure se aveva intenzioni di mandare anche un messaggio politico. E andando avanti con le notizie, invece rimanendo ancorati a quello che riguarda Donald Trump, avete visto sicuramente la Gold Card Visa, ovvero il visto per avere una cittadinanza con una corsia preferenziale, pagando ovviamente una somma elevata, e probabilmente questo è solo un metodo per avere tanti personaggi potenti all'interno degli Stati Uniti. Ma la grande notizia, che anche qui purtroppo in realtà questa è molto negativa, che è accaduta nelle ultime giornate, si tratta dell'attacco in Siria ai danni di militari americani. Proprio sembra che sia ancora un attacco dettato dall'ISIS, ricorderete lo Stato islamico, che sembra purtroppo stia riprendendo piede in quelle zone, nonostante la situazione, togliendo purtroppo il conflitto israelo-palestinese. Sembra che con la nuova venuta del leader in Siria sembrava fosse perlomeno risolta la situazione di conflitto. In realtà
Parliamo di un ISIS che sembra sempre più forte, sempre più tornare non ai fasti del 2014, ma comunque sembra poter perlomeno dirigere una certa politica bellicosa. Parliamo di un Donald Trump che ovviamente ha dichiarato che ci saranno delle conseguenze ai danni proprio dello Stato islamico. Donald Trump, che è stato anche il presidente che più di tutti si era interessato a distruggere sia lo Stato islamico ma anche organizzazioni terroristiche nella zona. E parliamo anche ovviamente di un Donald Trump che ha partecipato a una manifestazione proprio in onore dei militari in questi giorni. Quindi parliamo di un Donald Trump sempre vicino ai militari, parliamo di un Donald Trump che ricorderete durante lo shutdown ha cercato in tutti i modi di far pervenire perlomeno ai militari il proprio stipendio, e parliamo di una situazione anche grave per quello che riguarda il Medio Oriente, perché le ultime notizie danno l'amministrazione di Joe Biden all'epoca colpevole di non aver consegnato all'intelligence israeliana delle informazioni molto, molto importanti, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, l'attacco del 7 ottobre. Almeno queste sono le informazioni che sembrano ufficialmente, per quelle di prima, prima si poteva avere un pensiero, ora ufficiosamente, poi vedremo se ufficialmente con i documenti desegretati vi sarà una certezza per quanto riguarda queste informazioni. Ora ufficiosamente si dice che l'amministrazione Joe Biden, e questo lo scrive Reuters, non parliamo quindi di un'agenzia di informazioni vicina alla presidenza di Donald Trump, anzi, parliamo quindi di un'informazione molto importante, anche perché quindi sembra che una presidenza ha negato delle informazioni vitali proprio a uno Stato alleato, e poi in quel periodo, prima anche del conflitto israelo-palestinese del 7 ottobre, anche molto molto vicino a tutti gli americani. Parliamo anche di un Donald Trump che continua il conflitto perlomeno armato contro il Venezuela, ma ovviamente senza un'invasione via terra. Parliamo di Ucraina addirittura, che ha aiutato gli Stati Uniti probabilmente anche per cercare di far tornare una riconciliazione fra le due nazioni. Parliamo di Stati Uniti e Ucraina che stanno in tutto il mondo mettendo fine a quello che viene chiamata Dark Fleet su Fox News, e quindi un'oscura flotta per quanto riguarda il commercio sempre di stupefacenti, ma non solo, anche per quanto riguarda il contrabbando delle armi. Parliamo anche della difficoltà che si può avere nell'amministrare, nel contenere queste navi, che sembra abbiano anche al proprio interno delle cariche di olio, proprio di petrolio, scusate, e che sia un modo per aggirare le sanzioni che sono state poi imposte alla Russia, ma anche ad altri paesi. Parliamo quindi anche di Stati Uniti che sembrano veramente sempre di più in grado di poter contenere invece il regime di Maduro. Sembra proprio che Maduro abbia veramente poche possibilità e anche poche opzioni per poter scagliarsi contro la superpotenza mondiale confinante, possiamo dire, o vicina, meglio dire così. Infatti molti esperti pensano che sia veramente complicato per il Venezuela poter reagire militarmente senza danneggiare le operazioni che tanto sono fondamentali per quanto riguarda proprio un Venezuela sempre di più affamato anche a livello di casse statali.
E invece, parlando di politica interna, Newsom, ricorderete il governatore della California che tanto si era scagliato ai tempi, qualche mese fa, contro la volontà dei due stati confinanti repubblicani, Ohio e Texas, di ridisegnare i distretti proprio per ottenere dei voti più vantaggiosi, perché gli americani nelle loro elezioni puntano tanto sui distretti, anche in Italia ovviamente, ma negli Stati Uniti anche per una questione di delegati, anche per una questione di tanti spostamenti anche interni nello stesso Stato. Stati Uniti che quindi hanno visto uno scontro anche, possiamo dire, i senatori democratici ai tempi erano fuggiti, ricorderete, proprio per non votare la redistribuzione dei distretti negli stati repubblicani, e poi Newsom, dopo aver criticato i stati repubblicani, ha fatto lo stesso all'interno della sua California. Ecco, Newsom che probabilmente sarà anche il candidato presidente dei democratici nel 2028, parla di un Donald Trump che è il presidente più distruttivo nella storia degli Stati Uniti, quindi non Obama che lanciava droni su i villaggi indifesi in Afghanistan, non George W. Bush che invadeva l'Iraq proprio per cercare le armi di distruzione di massa, ma Donald Trump che, se guardiamo i nostri appunti, alla fine sta cercando di rimettere ordine allo Stato di diritto all'interno delle città statunitensi e sta cercando anche di controllare il commercio della droga proprio ai confini del proprio paese. Quindi Newsom, diciamo, ha un'idea della politica tutta sua, che però è lontana, molto lontana dalla realtà. E andando avanti con le notizie, sembra che innanzitutto gli studenti a Chicago stiano provando a localizzare tutti i raid della polizia dedicata proprio all'immigrazione, quindi ancora una volta poi tra l'altro studenti che sono stati incoraggiati dalle istituzioni democratiche della zona. Quindi ritorniamo anche in Ohio, parliamo di una Chicago che quindi sta vedendo neutralizzato lo Stato di diritto proprio anche da parte delle istituzioni. Parliamo anche di un'amministrazione Trump che ha fatto trapelare, ovviamente, e possiamo anche capirlo, una frustrazione per quanto riguarda gli incontri con il presidente Zelensky, anche perché non si arriva a una soluzione definitiva, e quindi la Casa Bianca ha fatto trapelare che Donald Trump è stanco di incontri organizzati tanto per cercare di mostrare una facciata forte. Quindi parliamo di un Donald Trump che sembra proprio, anche per quanto riguarda la politica interna, oltre ad aver dichiarato ufficialmente che gli Antifa, questo gruppo definito terroristico dall'amministrazione Trump, sembra proprio che voglia mettere fine a questa minaccia interna, chiamiamola così. E infatti l'FBI, ufficialmente uno dei funzionari più importanti dell'FBI, ha dichiarato che l'Antifa è una delle problematiche più gravi per quanto riguarda la sicurezza interna. Il funzionario, il direttore operativo dell'FBI, Michael Glashin, che secondo lui l'FBI ritiene che l'Antifa sia un problema di primaria importanza ed è anche la minaccia violenta più immediata che rischiamo di dover affrontare proprio all'interno del nostro territorio. Quindi parliamo di un'amministrazione Trump che su questo fronte, sul fronte della politica interna, non molla
di 1 centimetro, nonostante i continui sabotaggi anche addirittura delle istituzioni democratiche, nonostante quindi anche violenze da parte di gruppi interni. Parliamo anche veramente di notizie che arrivano addirittura dal Medio Oriente, oltre alla notizia che vi ho dato in precedenza per quanto riguarda l'intelligence, per quanto riguarda la scelta dell'amministrazione di Joe Biden di non rivelare alcune informazioni molto molto importanti all'intelligence israeliana. Parliamo anche di un Donald Trump che sembra abbia fatto scatenare un po' la paura all'interno delle fila, ad esempio, di Hamas, perché sembra proprio che la possibilità per gli ostaggi di poter essere liberati proprio per colpa, tra virgolette, dell'elezione di Donald Trump fosse ancora più complicata. Parliamo anche di quindi un'organizzazione terroristica che probabilmente già ipotizzava alla propria fine dopo l'elezione di The Donald. Un ostaggio che quindi ha dichiarato anche che proprio nel momento in cui Donald Trump è stato eletto, ho visto la paura nei loro occhi, sapevano che che tutto lo scenario sarebbe cambiato e che probabilmente qualcosa di importante sarebbe poi successo, e per questo erano molto molto spaventati. Un ostaggio, quindi Shem Tov, israeliano, che ha dichiarato anche di aver vissuto poi, tra l'altro, all'interno dei tunnel sotto la striscia di Gaza, e che anzi era stato costretto a scavare proprio i suddetti tunnel e anche a pulirli, oltre a muovere le bombe da un posto all'altro, e insieme alle bombe anche il cibo. Quindi parliamo di una situazione gravissima per quanto riguarda gli ostaggi, parliamo di una situazione che non viene purtroppo messa alla luce dai media mainstream in Italia, ma come ultima notizia, prima di lasciarvi, sembra che il sospettato per quanto riguarda l'assassinio di Charlie Kirk apparirà poi in tribunale un'altra volta. La prima apparizione è stata vietata ai media da parte del giudice, proprio sono stati buttati fuori, possiamo dire così, mentre sembra che la vedova di Charlie Kirk, Erica Kirk, sarà proprio sarà implicata nel processo, ovviamente come rappresentante della vittima Charlie. Charlie, ricorderete, l'attivista politico conservatore che purtroppo è stato assassinato proprio qualche mese fa, mettendo anche in discussione la libertà di parola negli Stati Uniti, non tanto dal punto di vista legale, ma proprio perché si rischia l'incolumità. E con quest'ultima notizia vi saluto, grazie per l'attenzione, una buona giornata, una buona settimana a tutti. Grazie ancora. We attempted to form